Veneto che vuole passare alla nostra regione, la festa della patria per il Friuli. Buonasera e ancora buona domenica dal telegiornale del Friuli Venezia Giulia, della testata giornalistica regionale. Avete appena sentito i titoli, in questo TG molto spazio allo sport, oltre all'Udinese parleremo di Serie D e di basket, ma ora torniamo al servizio di apertura. Oggi a Sappada, come avete sentito, nel Cadore si è celebrata la festa del Friuli. Nella località turistica veneta è stato ricordato il 3 aprile del 1077 che segnò la nascita dello Stato patriarcale friulano. In primo piano anche il nodo del passaggio di questa località alla nostra regione. Ci spiega tutto Anna Marcolin. L'Aquila dorata del Friuli che sventola a Sappada, a distanza di quasi 1000 anni, è la località del Cadore, la capitale 2017 dell'evento. A questa latitudine forti i legami, le affinità con il territorio friulano. Noi ci sentiamo proprio fa parte del Friuli, insomma, più che del Veneto, per la diocesi, per tutto. Se dobbiamo andare in ospedale abbiamo bisogno di qualcosa, alla fine arriviamo prima a Tolmezzo che arrivare a Belluno. Il Friuli celebrato in Veneto. Ma sono anche contento perché noi siamo confine, perciò va bene. Rievocati 940 anni di storia e valori, nella chiesa di Santa Margherita l'arcivescovo di Udine Mazzoccato ha celebrato la messa, letti brani in friulano, tedesco, sloveno. Dal pulpito Mazzoccato ha posto l'accento sull'anima del popolo friulano che si nutre di identità religiosa, sottolineato che i richiedenti asilo possono ritrovare fra di noi fede e valori morali, fra passato e presente. Il senso è che è la festa non solo di quelli che parlano friulano, ma anche di quelli che parlano tedesco e sloveno, tutte le lingue e tutti i dialetti della nostra regione, e che il Friuli non finisce nei confini amministrativi del Friuli Venezia Giulia, ma va oltre. In primo piano il nodo del passaggio di Sappada al Friuli Venezia Giulia. Il governatore del Veneto Zaia su Sappada secessionista ha fatto sapere che il Veneto c'è. Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Jacob, mette in luce la centralità del tema. Sarà sicuramente un tema da porre al prossimo Parlamento perché c'è da rispettare la volontà popolare espressa democraticamente. Dopo aver ascoltato i cittadini, i due consigli regionali, che decida di poter dare finalmente ragione a coloro che vogliono passare dal Veneto al Friuli Venezia Giulia. Buonasera, bentrovati all'appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo con la festa, i 940 anni della patria dal Friuli, 940 anni che ricorrono domani, oggi in tutta la regione, in particolare a Sappada, le celebrazioni per questa 40ª festa. Uno Stato scompare, ha detto l'arcivescovo Mazzoccato, quando è sconfitto militarmente o è politicamente e amministrativamente annesso a un altro. Un popolo scompare quando dimentica la sua anima e le sue tradizioni. L'anima del popolo friulano è stata forgiata nella fede cristiana e nei valori morali del Vangelo. Queste le radici che hanno generato le tante comunità nel nostro bel territorio, ed è quest'anima che non vogliamo smarrire perché segnerebbe la vera fine dell'identità del popolo friulano. È il messaggio dell'omelia dell'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, per la Fiesta delle Patrie dal Friuli. La salvezza del Friuli e della sua identità viene dal basso, aggiunto, dalle coscienze dei friulani formate dai grandi valori evangelici, da comunità che hanno un'anima forte. Poi, aggiunto, ancora vengono anche progetti politici e riorganizzazioni amministrative. Anche la nostra Chiesa diocesana si sente impegnata a tenere viva tra i cristiani friulani la coscienza della loro identità di popolo. E a seguire la festa, oggi a Sappada c'erano anche le telecamere di Tele Friuli. Il direttore Daniele Paroni ha raccolto alcuni commenti bipartisan ugualmente entusiastici. Un look symbolic, lo vendete per diversi motivi, perché questa è la festa del Friuli, una festa importante per la comunità furlana e per il popolo furlan, che non fevele dome furlan, lo vendete tanti svolti, se il fevele anche tedesco, che si intampuesti che si fevele tedesco, ma anche sloveni e anche che altri dialetti della regione. Il Friuli che non è dome si arata ai confini amministrativi delle regioni Friuli autonome, Friuli Venezia Giulia,
e anche chi si infur però si in Friul, e un look simbolico anche per queste battaglie di autodeterminazione che si sta portando in davanti qui, dunque una partecipazione importante. Tra l'altro la festa è Vigno de Fur ne vorrei bene, Vigno de Fur ben su tutto il territorio, perché questa è la festa principale, ma sono tanti eventi, ma anche qui con tanti sindics e tante partecipazioni di Int, si è sentita favela tanti slenghi o si è in contento. È un momento importante e noi abbiamo voluto istituire con continuità la festa del Patria del Friuli, questa volta in legge. Sapevamo che prima c'era una tradizione oltre trentennale di festeggiare questa giornata, cioè domani per essere esatto 3 aprile, però abbiamo voluto inserire in legge proprio per darci continuità e stabilità. È un momento importante di riflessione sulla storia di questa regione, di un'area importante di questa regione e che va conosciuta da tutti, insomma, diciamo, una storia millenaria e che forse aveva diritto ad avere una dignità maggiore. In questo caso poi oggi in modo particolare a Sappada abbiamo voluto sottolineare l'importanza anche dell'autodeterminazione delle persone che hanno diritto a ricucire quello che sentono come la propria origine storica. Credo che con quello che abbiamo sentito oggi, la partecipazione che c'era, le parole del Vescovo, io penso che questa giornata ce la ricorderemo, ho la sensazione che segnerà un po' in maniera molto positiva la valorizzazione di questi temi, che peraltro vedo anche molto più sentiti anche all'interno del Consiglio regionale. Gli atti politici più rilevanti, al di là di quelli dell'amministrazione, questo Consiglio regionale ricorderà di questa legislatura, credo appartengano proprio a questi temi e penso sia una cosa importante, tra l'altro anche con una ampia maggioranza.